credo che Giacomo abbia detto con chiarezza che io devo parlare perché sono un uomo politico e perché sono dentro una vicenda politica su cui magari circolano anche poche informazioni rispetto alla quale quindi è opportuno dare chiarimento. Per farlo io ho bisogno di fare un ragionamento che andrà necessariamente per semplificazione. Noi in che momento siamo? Siamo in un momento, noi siamo in Europa intanto, cerchiamo di ricordarci. Chi comanda in Europa? In Europa comanda la Germania, comanda il sistema della Germania, che è quello che ha retto di più il cambio marco-euro, che è quello che sta dietro il valore dell'euro, che ha messo in una condizione anche un po' ancillare l'Inghilterra, che è quella che ha dettato la linea sulla Grecia. Quando ci fu la crisi della Grecia, chi dettò la linea fu la Germania, che è quella che detta la linea sulle politiche delle nazioni europee, le politiche finanziarie. Bisogna andare in Germania a capire che cos'è il cuore dell'Europa, bisogna conoscere quel sistema. Lì è già molto chiaro, una cosa che si sta piano piano comprendendo alla fine degli anni stati. Cioè, che cosa dice la Germania? Guardate, noi abbiamo bisogno nella competizione globale, di cui parlava Giacomo, di una moneta solida si regge su un'economia solida, non è più possibile finanziare con il debito pubblico lo sviluppo, ma neanche è possibile finanziare col debito pubblico il mantenimento degli standard di vita a cui gli europei si sono abituati. Se volete mantenere la scuola come l'avete conosciuta, se volete mantenere la sanità come l'avete conosciuta, il sistema previdenziale come l'avete conosciuto, la Germania dice fate pure come vi pare, però il saldo deve essere questo. E quindi o lo finanziate con la ricchezza che producete o cominciate ad abbassare i costi per produrre ricchezza, oppure abbassate gli standard dei servizi e dei diritti. L'Inghilterra, basta andarci, ha cominciato una cura da cavallo su questo, che secondo me avrà ripercussioni sociali che a breve noi vedremo, ma era da tempo che si notava in Inghilterra che qualcosa non andava. In Italia, primi segnali d'allarme. Tremonti dice che la legge sulla sicurezza sul posto di lavoro è un lusso. Lo dice un ministro dell'economia, non lo dice neanche uno dei più provveduti. Dice una cosa che è irragionevole, non stiamo a vedere quanti sono gli invalidi, quanti sono i morti sul lavoro, le morti bianche, ne parliamo spesso, ma che spiega come si comincia a ragionare su questi temi a un certo livello. È un lusso che non possiamo permetterci, ci può uscire fuori mercato, il costo del lavoro, l'acqua. Secondo segnale, l'accordo di Pomigliano. L'accordo di Pomigliano sta dicendo il sindacato, una cosa che i sindacati non stanno comprendendo fino in fondo, che il tema forte prossimo sarà il costo del lavoro. E sarà messo in questi termini: o abbassiamo il costo del lavoro o abbandoniamo il manifatturiero. Perché la ricetta tedesca che dice io riesco a produrre servizi ad avere efficienza e produttività perché sono efficiente, perché produco bene, perché non riusciamo a trasferirla in un sistema inefficiente come quello italiano, quindi la questione sarà posta in termini diversi. Si dirà, io ne sono convinto, volete mantenere produzione e ricchezza in Italia, dobbiamo abbassare il costo del lavoro. Chi pagherà l'abbassamento del costo del lavoro è questione di cui si può discutere. Però il tema c'è. Un altro luogo
in cui si sta traducendo il dovere di equilibrio finanziario per stare in Europa è il patto di stabilità di cui parleremo. Il terzo è il cosiddetto federalismo fiscale, di cui i giovani degli stati della Dana sicuramente non sanno nulla, ma anche perché a mia figlia è stato spiegato Napoleone, tutto Napoleone dalla scuola media in un'ora. Noi abbiamo un sistema scolastico che forma delle persone superficiali che poi tendenzialmente vivono acquisendo informazioni in maniera molto stringata, poco approfondita. Oggi del federalismo fiscale, che riguarda le nostre tasche, parlano alcuni soggetti specializzati e quindi non si sta comprendendo che cosa sta accadendo realmente in Italia. E non lo si sta comprendendo per una ragione politica, c'è un equivoco politico sotto, perché il federalismo ha più radici, non ha solo una radice di centrodestra o leghista, ma anche una radice, diciamo, bassaniana, che è quella che è la madre della riforma del titolo V della Costituzione, che è stata una grande spallata allo Stato centralista di vecchia concezione, è rimasta incompiuta. Ma questa doppia paternità condiziona molto il dibattito sul federalismo fiscale. Per cui noi abbiamo un pezzo del PD che è guidato da Errani, dal presidente della regione Errani, il mondo toscano del PD, il mondo delle regioni centrali governate dal PD molto sviluppate, che si trovano sostanzialmente in sintonia con quello che dice la Lega nell'applicazione del federalismo fiscale, e ciò invece che stanno comprendendo le regioni e i partiti del sud. Perché cosa sta accadendo in Italia? Sta accadendo questo, che formalmente i decreti attuativi del federalismo fiscale si muovono su una filosofia condivisibile, perché parte dal presupposto dei livelli di partenza comuni. Sostanzialmente i decreti attuativi stanno creando politiche di vantaggio fiscale nelle aree già forti, cioè il nord dell'Italia. Adesso non voglio entrare nel dettaglio, ma questo è ciò che sta accadendo, perché produrrà un avanzo fiscale che quelle regioni potranno utilizzare per politiche di vantaggio fiscale, per fiscalità di sviluppo. E paradossalmente la fiscalità di sviluppo sarà nelle regioni più forti anziché nelle regioni più deboli. Questo non è nelle previsioni, questo è in atto, al punto che alcuni analisti politici stanno dicendo con chiarezza che le prossime elezioni politiche non saranno su temi, su contrapposizioni tradizionali, centro-destra, centro-sinistra, ma saranno nord contro sud. E paradossalmente questa coscienza sta disgregando il centrodestra. Dentro il PDL sta nascendo il PDL Abruzzo contrapposto al PDL nazionale, in Sicilia si sono già divisi. Tutto questo sta cominciando a entrare nella coscienza dei soggetti politici che oggi sono attivi e che hanno coscienza di quello che sta accadendo. Se voi leggete ciò che la Lega scrive, non ufficialmente, ma nelle sue comunicazioni, è evidente che la Lega non nasconde un disegno di secessione finanziaria e di orientamento delle risorse del Paese verso le aree del settentrione dell'Italia. È un'egemonia il federalismo fiscale sulla raccolta fiscale dell'intero Paese italiano. Io credo che la coscienza di questi fatti non sia diffusa. Dobbiamo ragionare come la Sardegna si inserisce in questo drammatico momento.
e ragionare sul fatto che porre o non porre la questione della sovranità, cioè del diritto di una società a esercitare totalmente il potere che ritiene che legittimamente risiede in essa, sia utile per stare degnamente in Europa e stare degnamente in un'Italia diversa da quella che conosciamo. Noi abbiamo fatto un ragionamento di questo tipo. Le forze di centro-sinistra hanno ragionato molto sul tema della sussidiarietà, cioè hanno detto ormai non esiste più un solo governo, esistono tanti governi che devono essere tutti responsabili, dal governo della famiglia, al governo dell'impresa, al governo del comune, al governo della regione, no? Il problema è come tenere insieme questi diversi livelli di governo e specificamente hanno dato pari dignità costituzionale al comune, alle regioni, allo Stato e alle province. Ma dire che vale il principio di sussidiarietà, cioè che ognuno ha il diritto di esercitare tutta la sovranità che gli compete, cioè l'esercizio pieno di tutte le funzioni che può esercitare, senza il sussidio di altri, senza l'aiuto di altri, comporta un pensiero autonomista o un pensiero indipendentista e federalista. Il pensiero autonomista è un pensiero che dice che la sovranità è detenuta in un uomo e viene delegata in un altro. Il pensiero autonomista è in contraddizione con un pensiero, con l'applicazione vera del principio di sussidiarietà. La sussidiarietà si esplica dicendo ci sono livelli di sovranità che devono coordinarsi. E allora la domanda è: ma come mai, vigendo la Costituzione italiana che riconosce alle regioni, alle province, ai comuni la stessa dignità di sovranità, per cui si potrebbe dire agli indipendentisti: ma state dicendo cose sostanzialmente inutili, già recuperata un po' la dimensione federale dello Stato nella riforma del titolo quinto. Di cosa state parlando? Adesso ne parliamo di cosa stiamo parlando. Quando solo negoziò l'articolo 8 con Prodi e non ci vedemmo garantite una serie di entrate importanti, importanti, anche se le più importanti ce le dobbiamo giocare ora. Gioca di fuoco. Allora, quando solo negoziò col governo nazionale il nuovo regime delle entrate, mentre il governo nazionale concedeva nell'accordo il nuovo articolo 8, inseriva nella legge finanziaria la prima applicazione del patto di stabilità, con cui lo Stato, senza negoziarlo con nessuno, dice alla Regione Sardegna: scriviti pure in bilancio 8 miliardi ogni anno, ma io ti dico quanti ne puoi spendere. In ragione di che cosa? In ragione del fatto che io sono il detentore dell'unica sovranità legittima. Cioè la prima applicazione di un sistema pattizio che doveva riconoscerci le entrate che ci spettano